Prova? Ecco qua, abbiamo tornato a cominciare, speriamo in buono, insomma, e un anno chi elesi bestestata, già esta de elesi gentili, sa este sa defesa, chi su pranzo, zambene se accordasa, domenica non bisogna poi tornare che è impegnati in altre cose, in altre rue, bisogna tu usare tu a sa corda, cioè canna da corda, beh, Zambenes e Cordas o Cordas e Sambenes, insomma, è ortato bene già sta hanno apparizzato tanto a mesa, già sentite già cominciano a entrare, però come già la pronata della via, l'ambiente sta pranzo, non mette accogliente però può visti tv, insomma, quindi già in due mi hanno manifestato un pacco di pacco agradecimento della sua presenza e quindi è chiaro che abbiamo lasciato con tesoro, insomma, cioè, i te Carenares, questo Carenares che poche persone, la storia di questa ida in privata, e questi eventi che sono importanti, che sono di socializzazione, di collettività, delle senti che organizza, che vi travaglia e così via, però senti, non lo so, non si chiede in vista, ma se vai a 200 persone, sono visto già da 200 persone, non si comprende che poi tra le persone che possono seguire in visita TV e comunque non resta il archivio dessa ida. Te vi posso io quando vedo che l'accoglienza non bestia, insomma, basta di piccare lo spede e disincarnare. Ecco qua in che bestia esaltare, dice Madonna, il cuore di sa difesa, ben addobbato, la creia ben illatata, complimenti al suo comitato, bene mantesa, pulita, perfetta, insomma, come è perfetto iti tutto su chi ha preparato, chi due o capannone, se uno rissore, uno prestato a protezione civile che è sempre generosa posso sprangere, insomma, e che poi grande attività, tesa cucina, la maggior parte in femmina, ma tutto canta attiva, tutto canta volenterosa. Quindi complimenti per chi ha organizzato, complimenti per il suo comitato, è bene tornato a Ciria Comundano, che abbiamo apito occasione di salutare. Bene, poi abbiamo video, state lo sprando, se vi scampiare o no, ma sa musica è sa matessi in tutto lo sprando. Bene, andiamo da innanzi, da un nuovo ecco qua, beh, se la vai su porco, questa è una locandina che avevo preparato in pressa io, sabato un primo di Sant'Andrea, beh, stessa vai su porco. Programma, lavorazione del maiale, lotteria del supporco, indovina il peso, a peso il morto e vinci il maiale biglietto euro, non so come li ho nel 2 euro, questo è dell'anno passato, c'è una base di carne, di maiale, in umido e arrosto e vino a volontà, euro 15. I bambini sotto i 10 anni non pagano. Si comunica che per la ragione di servizio il maiale premio della lotteria dovrà essere ritirato durante la serata. Quindi chi lo inghete su porco che lo deve pure ritirare, appunto questa è una questione logistica dei numeri. Lo ponnere bene, poi abbiamo la iniziativa, torniamo su Cinema Ariston. Cinema Ariston, ritorniamo prima, cioè ritorniamo su 31, che deve essere che Napoli, insomma. La segna cinematografica, Chuck, 31 ottobre, ore 20, tra vita e morte, televisione, immagini per pensare, intervengono Francesco Pitalisi, Marta Proietti Orzella, Fabrizio Galatea, la proiezione del cinema este, sa femmina Cavadora, la dama della buona morte. E quindi basta una proiezione, ecco, mi pare dei compagni, ma comunque non la devi spiegare partito come in tutto lo che avete scritto, no? Okay. Cosa abbiamo in accapadora, la Dama della Buona Morte, si apre il 31 ottobre, la stagione autunno-invernale di proiezione e incontri con autori ed esperti. Si aprirà venerdì 31 ottobre alle ore 20 con il docufilm di Fabrizio Galatea, Sa femmina Accapadora.
Gabadora, La Dama della Buona Morte, la nuova stagione di proiezioni e incontri con autori ed esperti in programma nel cinema Ariston di Beatty fino al prossimo dicembre. La rassegna cinematografica dal titolo Tra vita e morte e televisione, immagini per pensare, è organizzata dal comune di Beatty in collaborazione col CEAS Tepilora, con il patrocinio della regione autonoma della Sardegna e della Tepilora Rio Posada Montalbo, riserva della biosfera MAB UNESCO. Negli appuntamenti il calendario a ingresso libero si approfondiranno tra gli altri gli argomenti dedicati al ruolo delle prefiche e de Saccabadora all'interno del concetto di morte con prospettiva sia poetica, letteraria, antropologica. Zecchimo Ginocche, si tratteranno inoltre temi sempre molto sentiti dai cittadini e in cima alle cronache di questi tempi, del controllo e delle condizioni dell'opinione pubblica e delle degenerazioni che tali situazioni raggiungono nei regimi autoritari e totalitari. La programmazione delle altre serate prevede inoltre la proiezione di 1984, questo è un titolo di un cinema, trasposizione cinematografica del romanzo di George Orwell, Wet Dog, diretto vabbè, non mi scritto a Granare, Wet Dog, lo traducchimo qui sul telefono, Wet Dog, vediamo, sono partite che Granare, in modo tale che non rendiamo sconto del argomento, li punimo sul traduttore fotografico. Allora, eccolo qua, foto, traduttore fotografico, non avessi scritto, Wet Walk, Wet Dog, Ale? Non lo traducete? Boh, inglese. Niente, non l'ha tradotto. Niente, non ve la che lo tradurre, quindi andiamo da innanzi. Rilievo notevole verrà dato agli autori, esperti, attori e relatori che daranno il proprio contributo nelle presentazioni e nei dibattiti post proiezione. Venerdì 31 dicembre, nella prima serata del 31 ottobre, no scusate, venerdì 31 ottobre, nella prima serata del 31 ottobre interverranno la scrittrice Francesca Pitalis, l'attrice Marta Proietti, Orzella, e in video collegamento da Torino il regista del docufilm Sa femmina a Cabadora, La Dama della Buona Morte, Fabrizio Galatea. Porteranno inoltre il proprio contributo al confronto Anna Cossello e Andrea Sanna, che hanno collaborato all'organizzazione della rassegna. Bene, tante belle cose in bici e tante belle cose. Allora andiamo andiamo per ordine. Ecco qua, questo è voluto ripetere, il gruppo vedete, 32esima rimpatriata per le vedette numero Ogliasta 8-11-2025. Poi vamos solenne commemorazione dei caduti in guerra, Beatty martedì 4 novembre 2025, programma ore 11 messa, seguire l'inizio della cerimonia in piazza, Piazza Sumarcato, canzone del Piave, chiamata dei caduti, il silenzio, discorso del sindaco, deposizione e benedizione della corona, inno nazionale. Vabbè. Io per partecipare a un'altra commemorazione, onore e ammento diversa da questa, insomma, non bisogna solo i caduti in guerra, bisogna pure che sono stati fucilati, che disertori, pure poi di obbedito a sosordine di andare a siucchiere. Allora, intanto corso informatica di base, è vero che avete scritto scadenza lunedì 20 ottobre, ma este uno rinnovo questo, cioè il volantino su Mattessi, quindi va una riapertura adesso termine. Non avete scritto però canni scaditi. Per giovani dai 14 ai 35 anni, durata totale 32 ore. Docente Salvatore De Logo, quindi riapertura a termini.
Bene, mi pare che non abbiamo finito che in questa cosa, se andiamo ad innanzi, ai danni delle partite, però no, non mi pare che sia, che no, che la Bittesa ha pareggiato che su Silanoso, come sta Kimbe Puntos, allora, vediamo se è stata trasmessa questa Almazinese, ma mi pare che no, oite. Eh, te ne ho provato. Eccola qua. È un'escusta, non è così bisogno. Io podonzi sicuramente che la storia a trasmettere. Condividi, ecco qua. E via. Poi magari bisogno già, però non la so idea nella tiziera. Vediamo un po', non bisogno, vero? Non la so idea. Ah, ecco qua. Prima categoria, girone C, quinta giornata. Allora, Silano Bittese 0-0, invece Giallolese è passata 3-2. Quindi Giallolese è andata a 6 punti e Bittese a 15 punti. Insomma, già, ma come che sta unico punto, fanno a 9 punti, non è che se ne metta distante. Ecco, la partita inveniente a essere bittese Fonni, considerate che i Fonni este a 8 punti, quindi innanzi la Sabitese, poi abbiamo invece Oschirese Lulese e Oschirese in un banchesta che sta in alto a 8 punti su Matisse, quindi si scontrano anche in due squadre la meta importante. Se diamo a cronaca, Silano Bittese termina con un pareggio a reti inviolate, la sfida tra Silano e Bitese, padroni di casa che ancora non riescono a conquistare il primo successo della stagione, 4 pari e una sola sconfitta. Per la compagine ospite invece arriva il secondo pareggio dell'anno. La cronaca della gara racconta di un Silano che cerca di fare la partita e crea varie occasioni da rete. Nel corso della prima frazione l'11 allenato da Daniel Usai va alla conclusione senza inquadrare la porta, tranne che al 30° quando un bel tiro di Tola termina sul palo con Ruio battuto. Nella ripresa i padroni cercano di prendere in mano le redini del gioco alla ricerca della via della rete. Poco dopo il 70° è sempre Eddie Tola ad andare vicino alla marcatura, ma anche stavolta trova il palo a negargli la gioia della rete. Nel finale poche emozioni e la gara si chiude 0-0. Nel prossimo turno il Silano giocherà nuovamente in casa, stavolta con Siniscola a Montalbo, mentre la Bitese affronterà il Fulni nell'anticipo del sabato, quindi gioca del sabato a Bitese. Bene, torniamo a piccare sul giornale dai punta, da Molgai, subito un consiglio provinciale per discutere del caso Abanoa, consiglio provinciale presieduto dai Ciccolini, un consiglio provinciale straordinario per discutere del caso Abanoa. A pochi giorni dall'esordio ufficiale dell'ente intermedio è la richiesta che i consiglieri Giorgio Fresu e Pierluigi Saiu portano all'attenzione del presidente Giuseppe Ciccolini. Fresu e Saiu chiedono una riunione del Parlamentino con carattere d'urgenza al fine di esaminare ed eventualmente adottare risoluzioni in merito alla situazione che si è determinata a seguito della pubblicazione del bando da parte del gestore idrico unico Abanoa, che attraverso l'internalizzazione del servizio di gestione degli impianti di depurazione prima affidato ad Abanoa mette a rischio i lavoratori che fino a questo momento hanno garantito quel servizio. Dal bando sono escluse alcune categorie di lavoratori, come dipendenti amministrativi e il personale dei laboratori, e alcuni criteri rischiano di penalizzare proprio lavoratori già impegnati negli impianti, sottolineano i due consiglieri provinciali. Nel passaggio della gestione dal servizio ad una società, da una società ad un'altra,
è assolutamente indispensabile garantire che le persone attualmente impiegate nella gestione del sistema depurativo, circa 400 unità che hanno raggiunto negli anni competenze e professionalità, siano riassunte. Da qui la richiesta di discussione nell'aula di Piazza Italia. Bene, la proposta di legge regionale Sardinia Family, noi scritteste come lo leghiamo in biblioteca, appuntamento venerdì prossimo alle 16:30 nella biblioteca SATA per la presentazione della proposta di legge regionale numero 84 Sardinia Family, provvedimento che mira a promuovere la conciliazione tra vita e lavoro, rafforzare le politiche familiari, introdurre strumenti innovativi come la certificazione Family Audit e distretti Sardinia Family. L'iniziativa è promossa dal gruppo Uniti per Alessandra Todde e vedrà la partecipazione della Presidente della Regione che trarrà le conclusioni dell'incontro. Apriranno i lavori i saluti istituzionali del Sindaco di Nuoro Emiliano Feno e del Vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau. Seguirà l'illustrazione della proposta che non può averlo compreso di che si tratta da parte del consigliere regionale Sebastian Cocco, primo firmatario del testo e capogruppo di Uniti per Todde. Il dibattito sarà introdotto e moderato da Giovanni Dell'Itala. Non ho compreso di che si tratta. Va bene. Siniscola, l'istituto Pila va in Umbria per la pace. In un momento dove crescono l'odio e la violenza, l'educazione alla pace è un requisito per la sopravvivenza e per affrontare le grandi sfide economiche, sociali, ambientali e politiche non abbiamo bisogno di guerrieri, ma di cittadini migliori. Sono le parole della professoressa Silvia Trentin, una dei 5 docenti dell'Istituto Pila che hanno partecipato alla marcia Perugia-Assisi con 67 alunni del territorio. Bene, una bella cosa. Andiamo da innanzi, facciamo il attimo, rimpasto in giunta, i progressisti vogliono Agos all'agricoltura, cioè che imboccare su chi beste ha cambiato partito. Todde resiste, cambio solo dopo la finanziaria. Allora, hanno proposto l'inaccettabile per non farsi dire di no alla seconda soluzione. La vecchia politica delle nomine, delle moine e del detto non detto, se mai fosse andata in cantina, di certo è tornata in auge nella vicenda della sostituzione dell'assessore regionale all'agricoltura Gianfranco Sata, scaricato dai progressisti e destinato ad essere sostituito dal suo ex collega di partito ed attuale capogruppo Francesco Agu. Questo era il secondo nome tra quelli proposti dai progressisti alla Todde. Il primo su cui si sapeva che c'era un veto, nei fatti da parte di quasi tutta la coalizione, era l'ex senatore e consigliere di Rifondazione Luciano Uras. Agus era la seconda carta, la terza non c'era. Quando Agus diventerà assessore e cosa succederà dopo nel suo gruppo? Entrambe le domande non hanno una risposta chiara. I progressisti continuano a dire che il decreto di nomina arriverà nelle prossime ore, lunedì o martedì. La Todde ha ripetuto pubblicamente e anche nell'intervista alla Nuova che le sostituzioni, oltre a Sata è prevista la sostituzione dell'assessore al personale Maria Elena Mozzo, Uniti per Todde, con un esponente del suo stesso partito, arriveranno solo dopo la finanziaria. Uno dei due forse non è del tutto sincero. In ogni caso, quando arriverà la nomina, si saprà chi ha dovuto cedere sul calendario e penso che deve cedere Todde, Casinono, Rossa, Progressista, Diachene, Casino Nieggio. Bene, così l'abbiamo già visto, la graduatoria, la classifica nella severitate, e andiamo a Sisaia, guida virtuale al museo Nuoro e provincia, cioè praticamente bilancio dell'archeologico con eventi e un nuovo sito,
L'assessora narrata: ora l'anno dell'Ediano. Una donna pleoragica dialogherà con i visitatori sotto forma di chatbot, praticamente una emina virtuale, e la chiamano Zisaia, che ne informare che Zisaia in sardo, cioè in bistichesi specialmente, este la Zisaia, blatta in italiano. Abbiamo appena pubblicato l'avviso per l'indagine di mercato sui lavori che si terranno nel piano oggi occupato dall'allestimento, premette il direttore del Museo Archeologico di Nuoro Antonio Cossiddu. Con circa 900.000 euro di fondi ministeriali ricostruiremo la struttura. Partiremo da una scatola vuota, una scatola da riempire con idee innovative, magari in arrivo dalla maratona creativa, ribattezzata Nova, andata in scena nel fine settimana dalle parti di Piazza Asproni, poi con un nuovo sito internet impreziosito dall'intelligenza artificiale. Sisaia, donna prenuragica vissuta 3800 anni fa, prende vita sotto forma di chatbot interattivo. Vabbè, esponente Sardimanda, eccetera, eccetera. Ciao Sisaia. Allora, andiamo da innanzi. Cagliari, un punto pazzesco a Verona, sotto di 2 gol, Idrissi la riapre a 13 minuti dal 90esimo, Felici la pareggia al 92esimo. Quindi complimenti su Castello che in questo pareggio insomma è salvato da una situazione che si poteva appunto diventare annosa su Castello, no? Cagliari 9 punti, praticamente 7 a 8, vabbè, insomma, è il distante, però che sta corsa sul centro classifica, insomma. Sta male invece Fiorentina, Pisa e Genova, che su Genova normalmente squadra di mezzo classifica o canno non stanno pronuncia bene, non pronuncia bene. Allora, andiamo da innanzi. Ecco qua, l'Empate sul Castello rimonta col brivido, il Cagliari pareggia e adesso il Sassuolo, vamos, appuntamento sul Sassuolo. Andiamo da innanzi, sull'unico alle scritte sul giornale esprime in questa scuola, rimpasto in giunta, ora il PD rivendica il quarto assessorato, che noi che siamo Unione Sarda e Nuova, questa cosa non veniamo mentovata. Agricoltura, Todd è pronta a nominare Agus, invece in Ucraina Arachino è spronta. La corrente di sinistra dei Dem chiede di essere rappresentata. Ecco qua, corrente di sinistra, essere corrente, Ivana Vettori, Marras, un po' in concorrenza a chi in Peppe Cipollini. Agricoltura, affari generali, sanità e non solo. Alessandra Todde si prepara ad archiviare, forse oggi stesso, il caso Progressisti con la nomina in giunta di Francesco Agus al posto di Gianfranco Satta, e intanto spunta una nuova grana che rischia di agitare gli animi in vista del rimpasto generale, quello previsto dopo il via alla finanziaria, via libera alla finanziaria del 2026, con l'ingresso nell'assemblea sarda del sindaco di Ittiri, Antonio Sau, al posto di Antonio Spano. I consiglieri della sinistra Dem, quindi riferibili alla segreteria nazionale, Elli Schlein, diventano 2. L'altra è Camilla Soro. Quanto basta perché nelle trattative il PD possa avanzare la richiesta di un quarto assessorato riferibile alla sinistra. Ecco qua. Navi dilattate per il maestrale. Allora, burrasca nell'isola, mareggiate nelle coste del nord. La nave quindi è stata dirottata. Largo di Porto Torres, una giornata di vento molto forte, ma il tempo è arrivato da ieri. Il forte vento di maestrale sferza la costa del nord-ovest della Sardegna, creando disagi nei collegamenti marittimi tra l'isola e il resto della penisola.
In particolare veramente il resto della penisola è Tecrenare, mica la Sardegna è una penisola, quindi l'isola non è il resto della penisola, ma è un'isola e boh. In particolare sulle linee Genova-Porto Torres il traghetto a Zara della compagnia CIN Tirrenia, che ieri sera è partito dal porto Ligure per motivi di sicurezza, ha saltato lo scalo turritano ed è stato dirottato nel porto Isola Bianca di Olbia, che è più sicuro, va bene. No, che batte una pargamena, non riesco, vedete che gli andare, vabbè. Il tuo ritorno, eccoti bianco e vigoroso, mai ci siamo lasciati, eppure il tuo ritorno, il nostro calpestio, battiti di cuore, vabbè, la formicuzza che muove la pagliuzza. Allora, Bartolazzi e sindaci, costruiamo insieme un piano operativo. Ecco qua, Bartolazzi a Petapilla, suo sindaco. Erano i primi di ottobre e alcuni fatti tragici successi quasi in contemporanea riempivano le pagine dei giornali e lasciavano sgomenti i cittadini. La morte sul lavoro della dottoressa di Dorgali, Maddalena Carta, il malore fatale di un uomo di Arezzo davanti alla guardia medica chiusa, il pronto soccorso di Isoli fuori servizio per mancanza di medici. Così la presidente dell'ANCI, Daniela Falconi, aveva scritto una lettera accurata all'assessore regionale alla sanità con una serie di richieste, spiegando che quelli non erano episodi isolati, ma spie di un sistema in crisi che mettono a rischio il diritto alla salute delle zone interne. Armando Bartolazzi ieri ha risposto dando la sua disponibilità per un prossimo incontro con i sindaci dei paesi, sedi dei piccoli ospedali e con i presidenti delle conferenze sanitarie, finalizzato a contribuire alla definizione di un piano di intervento condiviso e operativo. Va bene, disponibilità del Bartolazzi. Intanto Tancamolo che sa parte internazionale, intesa sui dazi, ora il vertice Trump-Xi, intesa sui dazi che sa Cina naturalmente, terre rare e soia, c'è l'accordo preliminare ai due presidenti, la firma definitiva. Un'altra nave USA davanti al Venezuela, l'ipotesi del raid, per pare che Trump si è deciso a combattere il 15 esercito sul traffico di droga, messo che si è cusso lo vero intento. Putin testa un missile a propulsione nucleare e avanza nel Donetsk. Ecco qua, Mosca. La Russia rivendica nuovi successi sul campo di battaglia in Ucraina, puntando a rafforzare le sue posizioni in attesa di possibili negoziati che partano da un congelamento della linea del fronte come richiesto dagli USA, dai paesi europei e dall'Ucraina. Il presidente Vladimir Putin è apparso in televisione in divisa militare, mentre visitava un centro di comando, ricevendo rapporti che parlano di una situazione critica per le forze ucraine, con oltre 10.000 soldati circondati nell'area di Potrovsk, nella regione orientale del Donetsk, e nella cittadina di Kupiansk, in quella nord-orientale. Mosca continua così a mostrare i muscoli con il capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov, che ha annunciato durante l'incontro che il 21 ottobre è stato testato con successo il nuovo missile da crociera Burevestnik, un vettore propulsione nucleare capace di trasportare testate atomiche e panettoni per il Natale. Certo, Putin sta vagliando posso fare e quindi lo caricano del panettone. Allora, veto di Netanyahu, decidiamo noi le forze in campo a Gaza, ecco costatelo pure. Mattarella, per la pace serve la perseveranza. Intanto in Libano un drone israeliano colpisce l'unità l'unità del sonno, praticamente chi dia deve segni può garantire Zapache.
Bene, che in questo terminiamo siete nuove de oggi e nos damos appuntamento torna a casa, scusate questa interruzione, ma vabbè, l'abbiamo recuperata diretta cambiando telecamera. Cioè, per due telecamere scollegate e abbiamo si scambiano a pare e forse tocca chi una che la tira, poi cosa chi ergo canne. Problema. Bene, ponemos la sigla e tancatura, eccola qua, questa via abilamos, ponemos esa musica e nos andiamo a tancare siete novas de hoy. A menso vedere, buona tutto da BC TV, adioso e menso a casa.